Cantina Sandri di Salgareda, Casa Vinicola Cannella di Sandona di Piave, Cioccolatteria Veneziana di Sandona di Piave e Biscottificio Dolci Palmisano di Jesolo sono 4 aziende storiche del territorio che hanno costituito un proprio museo aziendale grazie al progetto Piave Heritage. Un atelier d'impresa è un'opportunità per aziende storiche, quindi aziende che hanno una lunga storia, una lunga tradizione produttiva, di cultura, di famiglia, e di poter raccogliere questa memoria, di organizzarla rispetto a un fil rouge, a degli obiettivi e di restituirla alla collettività. Piave Heritage che progetto è? Piave Heritage è un progetto finanziato dalla Regione Veneto e dall'Unione Europea grazie al bando Made in Veneto, un'iniziativa che da 3 anni la Regione ha messo a disposizione appunto di aziende storiche che possono attraverso i supporti del progetto costruire questi atelier e farli vivere, animarli. Sono già 2 gli atelier d'impresa inaugurati nella giornata di ieri, Cantina Sandri e Casa Vinicola Cannella, mentre sono attesi per i prossimi mesi quelli di Cioccolatteria Veneziana e Dolci Palmisano, spazi espositivi che raccontano storie e memorie delle famiglie e delle aziende coinvolte. Principalmente abbiamo voluto valorizzare la nostra tradizione familiare e tutti i valori che ci hanno tramandato i nostri nonni, grazie ai quali abbiamo potuto sviluppare poi oggi un'azienda diversa che comunque tende a innovarsi, però sempre legata alle tradizioni. Il nostro intento è quello che la gente, non solo del paese o chi ci conosce, ma anche chi passa semplicemente per conoscere i nostri vini, possa realmente capire chi siamo e cosa abbiamo fatto, cosa eravamo e cosa siamo diventati. È stato un lavoro molto interessante, molto stimolante, perché mi ha dato modo di vedere cose che magari nel tempo avevo perso nella memoria. Quindi è stato un percorso per me personalmente e per la mia famiglia a ritroso, per capire comunque la responsabilità del marchio che abbiamo sulle spalle e anche le potenzialità di questo marchio, perché può portare avanti una tradizione. La tradizione non è in vendita, la tradizione non si compra, la tradizione uno ce l'ha ed è quello che ancora di più adesso avremo modo di valorizzare e di far vedere come in questo atelier. Com'è stato collaborare con le famiglie di queste imprese? È stato emozionante, divertente, a volte melanconico, perché ovviamente ci sono anche persone importanti che non ci sono più, ma che hanno costruito queste aziende, e quindi è stato anche rivedere la loro vita, la loro storia, ma vederla in una prospettiva futura e quindi con positività. Prima ha raccontato anche un aneddoto nella costruzione di questo atelier, il ricordo di un video ancora in 8 mm quando lei aveva 3 anni, che raccontava che cosa quel video? Raccontava, ed è bello, questo 8 mm di cui non ricordavo l'esistenza, e raccontava la prima spedizione dei nostri vini negli Stati Uniti. Si vede il camion, io ero presente e mi sono riconosciuto perché ovviamente avevo 3 anni, calzini rossi, e si vede non esistevano i container, c'erano gli scaricatori di porto, i facchini, che prendevano scatola per scatola, le mettevano in una cesta e questa cesta a sua volta metteva le bottiglie nella pancia di questo transatlantico che si vede già con i fumaioli in funzione. Una grande emozione e devo dirti anche un po' un senso del destino. Si vede che questa bella cosa andava fatta.